Diego Mingioni, ti chiedo diciamo, di commentare questo 2-2. Siete andati nello spogliatoio sfiorando il 3-0, un grande Carbonia, una partita indirizzata benissimo. Nella ripresa che è successo? È chiaro che gli avversari entra Mulas, spingono di più, però poi voi quella palla non la giocavate più. È successo che ci è venuto il cosiddetto braccino, è venuto a mancare, anzi, il coraggio probabilmente di giocare la palla, di gestire la palla, di trovare situazioni per l'attacco e la profondità dopo un po' di palleggio, nel cercare almeno di tirarli fuori. Invece andavamo subito verticali, non riuscivamo a tenere palla e poi Santoro metteva la palla sopra la linea e si giocava un po' a ping pong. E ci è venuto il braccino, il peccato originale sta lì nell'aver veramente smesso di giocare. Poi per carità la partita era sporca, abbiamo anche difeso bene comunque sulle situazioni che il Santoro cercava. Non abbiamo concesso Ecco, grosse infatti occasioni fino a a rete. 2-1 comunque non è che avesse creato tanto il Sampdoria, anche se spingeva, quindi tutto sommato lo stavate tenendo bene. Poi è chiaro che sul 2-1 inconsciamente viene anche da arretrare, da aver paura. Sì, però se ci pensi, se entrambe le squadre mettono palla su, e l'altra squadra mette palla su, l'altra squadra mette ancora palla su, è un po' un lancio della moneta, nel senso basta una palletta che rimane lì, basta un tiro deviato che va in porta, è un po' giocare un po' con la fortuna. Io penso che non ce lo possiamo permettere di giocare con la fortuna, penso che dobbiamo meritarci i punti, meritarci i risultati, passando attraverso il nostro gioco, Ecco, perché infatti Diego, anche sennò... perché il primo gol lo fate con la costruzione dal basso, una vostra prerogativa, quindi lì l'avete costruita bene, fatto il gol come provi tu in allenamento. Sì, sì, ma davvero sta tutto lì, perché poi è un discorso a livello di inconscio, perché tu pensi, la palla la metto il più lontano possibile dalla mia porta, così corro meno rischi, invece poi non è così, hai meno la palla, hai più probabilità di prendere gol, sei sempre lì a rincorrere sulle palle profonde del San Teodoro. Basta poco per riaccendere una partita che era finita, mancava solo una pietra da mettere sopra, insomma. Ci è mancato veramente quello, il coraggio e il continuare nel fare il nostro gioco. Dispiace, il grande dispiacere è per quello e ovviamente per la classifica. Ecco, Perché... infatti è inutile dirlo a voi cosa avrebbe significato la vittoria. A un certo punto eravate messi benissimo e potevate a quel punto diciamo, amministrare il finale, posto che si possa amministrare il finale. Adesso comunque ci sono le partite, tutto comunque sempre in mano a voi. Sì, le squadre che lottano per non retrocedere sono tutte lì e per noi quello di oggi era un treno importantissimo perché sapevamo che potevano essere 3 punti che ci avrebbero dato quello sprint in più per le ultime partite, sapevamo che potevamo creare un piccolo cuscinetto rispetto alle altre e dispiace perché sul treno ci siamo saliti e poi siamo scesi. Adesso i treni sono sempre meno e passano sempre più veloci ed è difficile salirci sopra, E avete uno però scontro diretto, no? Adesso. sì, sì, ormai sono tutte realmente finali, adesso abbiamo Alghero sabato, deve essere una finale, davvero, realmente una finale, è una finale che poi le finali o si vincono o si perdono, il pareggio non è ammesso perché deve essere così, devi vincere. Anche perché Diego vorresti evitare il finale dell'anno scorso, perché ok la salvezza, ma passare per il play-out meglio di no. No, no, non vogliamo fare un altro play-out, non vogliamo arrivare a quel punto, vogliamo salvarci prima e questo passa ovviamente da Alghero, poi passa dalla partita in casa col Calangianus, poi passa per la partita il derby con l'Iglesias, ma ora bisogna veramente solo pensare ad Alghero e basta. Grazie Diego, in bocca al Grazie, lupo. grazie.